Bella a tutti, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video, nel video post partita di Parma-Cagliari finita con il risultato di 0-0. Sarà veramente un video breve perché sinceramente non saprei nemmeno cosa dire. Sinceramente, perché è stata veramente una partita brutta, penso la partita più brutta che il Cagliari abbia mai fatto da perlomeno questo campionato, perlomeno questo. Aspettate, mi arrivo un attimo a 6. Veramente una partita orribile, brutta, incommentabile, cioè oggi serviva vincere, oggi serviva prendere punti e non sono stati presi questi punti. Oggi no. Oggi affrontavi una squadra che potevi tranquillamente battere, una squadra che era tranquillamente alla tua portata e penso che sinceramente per singoli il Cagliari sia anche superiore, ma non abbiamo portato a casa nessun punto. Zero. Cioè, nessun punto. Un punto, ma sinceramente la considero come una sconfitta. Bisognava vincere. Oggi bisognava vincere e non si è vinto. Non ho visto una squadra grintosa. Anzi, al contrario, ho visto una squadra fin da subito forse un po' troppo nervosa. Non lo so, ho avuto questa impressione. Una squadra che oggi non è stata una squadra. Ho visto alcune sciocchezze tipo cercare di servire Cherry in velocità, cosa che ha veramente poco senso. Certe cose veramente non mi sono per niente piaciute. La prossima ce l'abbiamo, se non mi sbaglio, contro l'Udinese. Almeno lì cerchiamo di prendere punti perché anche l'Udinese è una squadra da battere, però oggi è un mezzo fallimento se non un fallimento completo, perché oggi bisognava vincere. Oggi bisognava assolutamente vincere, ma questo non è successo. Quindi forse questo è il primo vero passo falso di Francesco. Se già quello con lo Spezia era mezzo passo falso, questo lo considero il primo vero passo falso di Francesco. Io continuo assolutamente a dare fiducia al mister, però oggi secondo me è stato sbagliato tutto ciò che si poteva sbagliare. Una partita veramente orribile, una partita orribile. Non lo so, non lo so. Sono veramente deluso perché non mi aspettavo che la squadra facesse così pena, devo essere sincero, mi aspettavo veramente di meglio, soprattutto contando che partivamo con Nandez titolare, che Simeone avrebbe potuto giocare, però si è puntato su Cherry dal primo minuto, che ci può anche stare viste le buone prestazioni fatte di recente, quindi non mi lamento di quello, anche se Cherry comunque ha giocato abbastanza male, ma oggi faccio un po' di fatica a trovare qualcuno che abbia giocato bene, a essere sinceri. Niente ragazzi, ho veramente pochissimo da dire, il video finisce qui, fatemi sapere poi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video.